Maurizio Dunofer, con la festa dello sci si dà di fatto il via alla nuova stagione, pur essendo iniziata il 1° giugno, una stagione importante a livello regionale e a livello nazionale, no? Sarà importantissima. 26 febbraio ci sono le Olimpiadi Milano-Cortina e quindi anche noi, piccolo comitato, speriamo di portare molti atleti selezionati per questo grandissimo evento. Qual è lo stato di salute del nostro movimento, Presidente? Ma è molto buono, abbiamo 5.300 tesserati, stiamo crescendo anche dopo il Covid, 55 società e un movimento di 2.800 atleti fino a 18 anni che fanno attività su tutte le attività del nostro comitato e quindi siamo in buona salute e parecchi atleti di questi fanno parte delle squadre nazionali giovanili. E ci sono appunto, le ha nominate, tante discipline praticate, no, nel comitato? Sì, abbiamo tutte le discipline. A noi manca solo il bob e lo slittino, poi siamo al completo. E quindi c'è un impegno. Abbiamo 102 atleti tra squadre A e tecnici che fanno parte delle squadre di comitato, quindi ho un grande impegno a trasportare, a farli allenare per tutta la stagione, quindi c'è un grande lavoro, ma grazie alla Regione Friuli Venezia Giulia e Promoturismo riusciamo a fare tutto. E alla festa ci sono 198 premiati e la speranza è che diventino tutti campioni, no? Speriamo così, a me piacerebbe, il nostro obiettivo è per quest'anno Milano-Cortina portare a 2 numeri gli atleti del Friuli Venezia Giulia, oltre 10. Speriamo che nel futuro ne abbiamo molti di più, ma sono convinto che il movimento è sano e molto attento a tutte le problematiche, alla sicurezza sulle piste, ai sistemi per quanto riguarda gli allenamenti e quindi sicuramente siamo sulla strada giusta. Con le istituzioni, in particolare la Regione, conscia di quanto sia importante lo sport e gli sport invernali in particolare? No, non c'è mai un limite per ringraziare la Regione Friuli Venezia Giulia, tutta la Giunta e Promoturismo, in particolar modo anche 2 settimane fa abbiamo fatto il primo consiglio federale è stato fatto della nostra federazione nazionale a Trieste e quindi ci sono creati sempre più dei rapporti di sana e leale opportunità per far crescere il nostro movimento.